meglio coprire il marchio. Anche se la mia maglia, per coprire questa sarà un po' più difficile. Salve a tutti e benvenuti su Travellock. Io sono Crisio e questo è il mio canale YouTube. Se mi vedete qui imparruccato e imbirrato, è giusto per suggerire quale sia il mood di questo canale, ossia quello di una chiacchierata da bar fra amici senza alcuna pretesa di ragione da parte mia o senza voler fare chissà quale mirabolante editing. Pensate che inizialmente avevo deciso di fare questo video mangiando una banana, perché prima stavo mangiando una banana. Come avrei dovuto dire in quel caso? Imbananato? Effettivamente non suona neanche così male. Se mai un giorno dovesse fregare a qualcuno, io sono un tecnico di neurofisiopatologia, in sostanza mi occupo di nervi e cervelli. Ma, volendo parafrasare Saitama, preferisco dire di essere un tecnico per hobby e in realtà fare di professione lo scrittore, un romanziere a voler essere precisi. La peggior specie di creatura che esista nell'universo, l'essere più perfido, crudele e malvagio che abbia calpestato la terra e il cui principale scopo nella vita, oltre a soddisfare la propria vanità, è rendere infelici i poveretti che commettono il crasso errore di volergli bene. Uno scrittore. E visto che ci siamo, non un poeta, varietà che secondo mio padre era più o meno ciò che lui chiamava un inoffensivo sognatore, uno che era possibile convincere a cercarsi un lavoro onorevole in un negozio di verdure e a lasciare i versi per i pomeriggi domenicali al ritorno dalla messa, no, ma la peggior varietà, un romanziere, per l'appunto. Per quelli non c'era rimedio e non li volevano più neanche all'inferno. Le buone letture migliorano la vita e la rendono più interessante. L'idea di aprire un canale YouTube in realtà mi bazzicava per la testa fin dal 2012, periodo in cui senza dubbio sarebbe stato molto più fruttuoso aprire un canale, sia da un punto di vista del mercato, sia da un punto di vista personale, per, diciamo, affinità con un certo tipo di contenuti. Tuttavia, eccoci qui nel 2019 e ci accontentiamo. Questo canale ha intenzione di essere il mio coraggio di fare una figuraccia, giusto per citare il buon Wesa. È un tentativo di avere una presenza online, per essere un piru che con il suo prodotto vuole provare a fare il grano. In questo canale ho intenzione di occuparmi principalmente di lettura di poesie, di canzoni, analizzarle, talora magari ironizzarci su, perché no? E non solo questo, tuttavia, ho intenzione anche di parlare di attualità o altre cose di cui vorrei parlare, magari, che per l'appunto non sono attualità, e perché no, fare gameplay. Ogni tanto ho già intenzione per fine aprile, ad esempio, di portare Kingdom Hearts 3, gioco appartenente alla mia saga preferita fin da quando ero bambino. E non c'è più nient'altro da dire. Questo breve video di presentazione finisce qui. Sarà interessante, spero quantomeno divertente, rivederlo fra qualche anno, e ad un prossimo video. Fate i bravi. Questa cosa potrebbe diventare un meme.